benvenuti alla consueta conferenza del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Questa è una conferenza particolare, innanzitutto perché abbiamo qui con noi una persona straordinaria, Mirella Santamato, che poi desidero che si presenti da sola e si racconti un po', perché lei, chi più di lei può saperlo. E poi un'altra cosa, chi di voi era con noi la prima volta se ne ricorderà, era il 13 dicembre 2009 che abbiamo tenuto la nostra prima conferenza del 13, quindi questa sera è il 7° compleanno dell'associazione. Siamo arrivati alla conferenza numero 98, quindi penso... Di strada insieme ne abbiamo fatta tanta e io mi auguro che possiamo andare avanti almeno per altrettanti anni. Persone interessanti ne abbiamo sentite, cose ne abbiamo imparate. Normalmente, come sapete, i nostri argomenti vertono più sulla salute, sull'economia, eccetera. Questa sera invece avremo il piacere di ascoltare un discorso più antropologico, più culturale e soprattutto interessante dal punto di vista anche femminile. Non mi dilungo altro, ci saranno degli annunci importanti che faremo sempre a metà, finita la tua relazione, prima delle domande, ci sarà un paio di annunci e poi continueremo la serata con te. Buon ascolto e arrivederci a dopo. Grazie. Grazie Francesca. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io sono molto felice di essere qui questa sera perché, come diceva giustamente Francesca, è una serata anche particolare per questa associazione, quindi mi sento doppiamente onorata di essere qui in questa giornata di ricordi anche dell'inizio di queste belle avventure. Oggi faremo una grande avventura insieme, un'avventura che mi ha diciamo impegnato per parecchio tempo, perché quando uno ricerca poi forse trova, no? Ecco, e io ho trovato delle cose veramente particolari e credo che anche curiose, e sicuramente mi hanno cambiato la visione di quello che è la nostra storia. Allora, io narro velocissimamente il perché sono arrivata qui. Allora, il mio percorso è un percorso, diciamo, un po' stato difficile perché ho avuto una malattia molto grave da bimba e quindi ho fatto un'infanzia molto complessa, davvero che non auguro a nessuno. Però, insomma, dopo nella vita ho trovato invece delle risoluzioni, diciamo, proprio ho cercato il perché delle cose. E cercare il perché delle cose mi ha aiutato realmente a guarire, non tanto il corpo, che comunque è così com'è, ma mi ha guarito profondamente dentro. Quindi ho capito che la conoscenza e la ricerca della verità davvero è terapeutica. Ed è per questo che ho cominciato a scrivere dei libri, proprio perché ogni volta che la vita mi poneva di fronte a dei perché è così, perché non c'è amore, perché gli uomini e le donne non si trovano bene, perché i popoli combattono, perché scelgono la guerra, cioè tutti questi grandi perché alla fine mi hanno portato a man mano, tappa per tappa, troverete anche i libri che ho scritto precedentemente a questo, che rappresentano tutte le tappe, diciamo, un po' del mio proseguire nella ricerca di un perché delle cose, e mi hanno portato fino a quest'ultimo libro. Quest'ultimo libro nasce da una mia curiosità, cioè, ok, la guerra, il male del mondo e tutte le cose che sappiamo essere così negative, dove hanno avuto origine? C'è stata un'origine storica di questo? Era sempre stato così, come ci hanno sempre detto, il mondo è sempre andato così, cosa vuoi pensare? Sarebbe utopico, no? Pensare che ci fosse un tempo in cui le cose non fossero brutte come quelle che viviamo oggi. In realtà io ho fatto finta di dare credito
che dicessero la verità gli storici antichi. In realtà tutti gli storici antichi narrano di una aurea aetas, cioè di un'età dell'oro in cui l'umanità viveva in un modo diverso da quello in cui noi siamo abituati ormai, anzi quasi costretti a vivere. Mi sono detta, e se questi avessero detto la verità, erano vicini in fondo a quei tempi che loro definivano aurei, e forse ne avevano ancora il ricordo, e se ne avevano il ricordo, questo è stato tramandato, cioè questo ricordo è scritto da qualche parte. Questa era una cosa che mi affascinava tantissimo, perché volevo trovare uno scritto che mi portasse questo tipo di conoscenza. E ho capito una cosa da cui noi partiamo, perché nessuno di noi o pochissimi di noi si sono posti questo problema, cioè si sono posti di capire il perché siamo così. Perché succede a tutti gli esseri umani. Se vuoi cominciare con la prima immagine, eccola. Ecco, purtroppo tutti noi in realtà iniziamo da questo fenomeno. Se noi guardiamo un bambino appena nato, un bambino piuttosto piccolo, è un bambino che ha dei pensieri tondi, è tondo, nel senso che non ha spigoli, non ha una visione diciamo diretta delle cose, ma è omnicomprensivo. Il bambino si diverte con tutto, sta in un qualsiasi ambiente, si trova a proprio agio nelle pozzanghere come si trova a proprio agio, non so, in una stanza o con altre persone. Quindi il bambino, quando nasce, se non viene subito diciamo bloccato da una cosiddetta educazione, che altro non è che invece una istruzione, cioè gli si dà una dottrina, se non viene indottrinato il bambino è una meraviglia, il bambino nasce libero. Viene poi man mano purtroppo in una società costrittiva come quella che abbiamo noi, anche se ci viene venduta come essere una società democratica, ci viene venduto questo, ma la realtà profonda delle cose è questa, cioè quella che noi vediamo in questa immagine. Cos'è questa immagine? In questa immagine si vede un adulto, potremmo interpretarlo come la madre o un maestro o qualunque cosa, comunque un adulto che comincia a tagliare i pensieri degli esseri umani. Noi veniamo fuori come quel primo bambino là in fondo che ormai ha i pensieri quadrati, cioè ha dei pensieri già preformati, già incanalati in un certo modo, in un certo modello. Cioè gli viene insegnato e quindi in un qualche modo obbligatoriamente viene indottrinato in un specifico modo. Il modo che noi definiamo culturalmente occidentale. Esistono altre modalità di indottrinamento che noi ascriviamo alla società, per esempio, orientale. Gli orientali hanno delle modalità apparentemente diverse, ma nel profondo tutte le culture in qualche modo fanno questo processo, cioè dirigono il pensiero di un piccolo essere umano verso determinate cose. Da qui comincia in realtà la tragedia, comincia quell'antica narrazione del mondo che ci viene venduta come vera. E siccome è vera, non si discute più. Nulla più di quello che è fuori da quel quadrato verrà preso in considerazione. Vai pure avanti. Ti faccio così e così tu capisci che devi andare avanti. Ok, allora questo è Esiodo. Questa è una delle parti di Esiodo in cui appunto parla prima dell'età dell'oro e poi della nascita della quinta generazione. La quinta generazione è l'età del ferro. In realtà l'epoca di cui io tratto nel libro è proprio quel passaggio diciamo dall'età del rame all'età del ferro, verrebbe diciamo nella
storiografia ufficiale è quel periodo lì, un periodo lunghissimo dell'umanità che nei nostri libri di storia, quelli scolastici, viene riassunto in 2 righe. Quindi noi in realtà di quel periodo lunghissimo, durato più di 10.000 anni, in realtà noi non sappiamo nulla. E questo c'è un motivo profondo per cui viene saltato a pie pari un enorme, lunghissimo periodo di tempo dell'umanità. Vai pure avanti. Noi la storia, come la conosciamo noi, è una narrazione, diciamo, non storica, ma astorica. Cioè noi, anzi nel comune nostro dire, diciamo, non comincerai da Adamo ed Eva, come se quell'evento, raccontato in un famoso libro che si chiama Bibbia, Genesi, che è uno dei tanti libri che compongono ta Biblia, cioè la Bibbia, pare essere l'origine della nostra narrazione del mondo. In realtà storicamente è inesatto, al di là che io non mi addentro volontariamente per scelta precisa in uno studio della Bibbia, pur tuttavia ovviamente occupandomi della mente dell'uomo, cioè di come noi abbiamo introitato queste narrazioni e come queste narrazioni abbiano formato / sformato la nostra mente, di questo ovviamente mi occupo. Allora, questa narrazione del mondo è una narrazione terribile. In realtà l'umanità, anche in questo caso, parte da una aurea aetas. Il famoso paradiso terrestre non è altro che un'età dell'oro, in cui viene descritto un mondo in cui tutti stavano bene, in cui c'era abbondanza e armonia tra l'uomo e la natura. Poi un certo momento X, è arrivata ovviamente la donna, perché chiaramente la colpa viene addossata al genere femminile, vedremo poi il perché questo dato storico è così rilevante. Anche Francesca, quando ha introdotto la mia conferenza di oggi, ha appunto sottolineato il fatto che sono poche le donne che parlano e sono ancora meno quelle che parlano e scrivono, ma questo è un dato che è frutto di questo tipo di racconto creduto vero. Allora, chi comunque diciamo, si occupa un po' di racconti biblici saprà che le Bibbie sono tante, che noi cattolici ne abbiamo scelta una versione, che è quella che noi crediamo vera, ma altre popolazioni, sempre della stessa Bibbia, credono a altro tipo di storie. Per esempio, nella Torah ebraica veniamo a sapere che lo stesso Adamo non aveva Eva come prima moglie, ma prima di Eva c'era un'altra donna. C'era un'altra donna che si chiamava Lilith. Allora, Lilith è un personaggio archetipico. Io mi sono detta, se in alcune narrazioni della Bibbia una prima donna diversa da Eva viene citata, ne viene raccontato l'esistenza, che forse rappresentasse davvero anche questo personaggio un dato storico, cioè che le donne in realtà prima di essere, come dire, costrette a nascere da una costola, e vedremo perché e per come, fosse un'altra storia, cioè le donne avessero un altro tipo di esistenza nel mondo. Se vediamo la storia di Lilith, come ci viene raccontato da questo antico testo, vediamo che Lilith non nasce da nessuna parte del corpo dell'uomo, ma bensì nasce in contemporanea con Adamo, nasce, diciamo, dalla stessa matrice e nasce pari. Lilith non è succube,
di Adamo, bensì si pone direttamente occhi negli occhi, e nella Torah è raccontato molto dettagliatamente questo fatto che lei vuole un rapporto paritario con Adamo. E di questo Adamo, prima attratto molto fortemente da questa bellissima donna, poi in realtà se ne sottrae proprio perché lei non accettava nessuna sudditanza. A questo punto il racconto cambia e dice che Lilith diventa quindi un demone, viene demonizzata questo tipo di donna e che quindi lei diventa un essere oscuro, prende l'ombra, raggiunge quella parte indicibile dell'essere umano. Molto interessante questo archetipo, perché in realtà in questa immagine che noi abbiamo al British Museum, quindi se volete andarla a vedere, è un bel bassorilievo piuttosto alto, piuttosto grande, quindi molto ben visibile, vediamo questa dea che ha assolutamente un fisico e un corpo perfetto di bellissima donna e un viso anche molto bello, però è già rappresentata con quegli archetipi che poi vedremo ricordare nelle tutte le dee successive, le dee del Pantheon greco e proto-greco, che vedremo poi raccontare in un altro grandissimo libro dell'antichità, che è l'Iliade, e che fa parte proprio, che è la base di partenza di questo mio studio. Perché parto dall'Iliade? Perché è uno dei 3 libri fondanti della cultura occidentale. E perché parto da uno dei libri fondanti della cultura occidentale? Perché sono occidentale. Cioè io appartengo a questo corpus, diciamo, storico e culturale che noi definiamo occidentale. Ed è un corpus di tutto rispetto. Noi abbiamo in realtà una letteratura e dei gioielli letterari molto elevati, e non solo, ma in un qualche modo, per questioni storiche più recenti, è proprio l'Occidente che ha in realtà in qualche modo occidentalizzato tutto il resto del mondo. Tramite colonizzazioni, tramite soprusi, tramite guerre, tramite invasioni, qualsiasi cosa voi possiate mettere o ad ascrivere per questo fenomeno, il fenomeno sussiste, nel senso che oggi anche andiamo in Oriente ma vediamo la Coca-Cola o vediamo diciamo i jeans, quindi è chiaro che la cultura occidentale ha comunque formato sformato informato tutta la cultura mondiale. Quindi è molto interessante ed è anche molto importante andare a vedere le radici della nostra cultura. Noi abbiamo la fortuna di essere europei, anzi addirittura di essere italiani, quindi di avere proprio un background culturale così potente. Quali sono i libri più potenti, le origini, la radice della nostra cultura? Sono 3 libri. Uno è la Bibbia, come abbiamo appena detto, l'altro è l'Iliade e il terzo è l'Odissea. Cioè sono i 3 libri fondanti, le radici dell'albero, che poi man mano ha ramificato in miliardi di altri testi. Però se vogliamo capire il male del frutto di oggi, secondo me, non è solo l'albero che va visto, ma va visto la radice, perché noi abbiamo dei mali che ci tramandiamo dalle radici, cioè dal momento in cui cominciamo a raccontare il mondo in un determinato modo e non in un altro. Questa è l'antica dea che ha già degli archetipi, vediamo degli animali totemici cari a Lilith, che poi rivedremo nelle antiche dee greche, di cui l'Iliade parla, e che sono le civette, i leoni, le ali e tutto questo corpus zoologico molto interessante che andremo a sviscerare man mano che leggiamo questo magnifico testo che è l'Iliade. Vai pure avanti.
Allora, ormai è acclarato anche obtorto collo dagli storici più recidivi che comunque non è vero che il mondo, l'umanità che è qui su questo pianeta da 25.000 anni ha cominciato all'improvviso con i Sumeri, come ci viene venduto nei nostri libri di storia, che dai Sumeri c'è questa meravigliosa e incredibile civiltà avanzata e prima c'era la clava. Cioè è come se ci fosse uno switch, qualcosa di incredibilmente strano, per cui l'umanità, c'era la caverna, la clava, l'uomo di Neanderthal e poi improvvisamente così voilà, dal cilindro di un mago escono fuori i Sumeri, no? E questo ci viene venduto. Bene, questo non è assolutamente storicamente vero, ormai è stato provato da tantissimi studiosi, io ne cito parecchi nel libro, tra cui la Maria Cimbutas, un'archeologa di fama mondiale, che dimostrò che in tutto questo periodo di tempo che diciamo gli storici ufficiali cancellano, e poi vedremo il perché è stato cancellato, in realtà esisteva cosa? Esisteva questa famosa Dea Madre, che ormai ha acclarato che per migliaia e migliaia, per decine di migliaia di anni, gli esseri umani hanno adorato questo tipo di divinità. La vediamo subito, proprio fisicamente. La sua caratteristica principale è essere tonda. È bruttina, grassa. La Dea Madre non è bella, bravo, un'ottima osservazione. Non è bella, ma non è quello il punto, perché invece poi l'estetica verrà dopo con il patriarcato e con tutte le visioni greche classiche intendo, della bellezza, delle estetiche, no? E invece cos'è che in realtà rappresenta? Rappresenta l'abbondanza, la fertilità, il fatto che è grassa, che ha mangiato tanto e che ha tanti bambini nella pancia e che ha tanto latte nelle tette. Cioè, è questa l'immagine della prosperità. Questa era l'immagine che l'uomo all'inizio dei tempi venerava come la cosa più bella che potesse esistere nella vita. E diciamo onestamente, diamogli torto, io no, ecco, no, perché l'estetica come l'abbiamo noi è frutto di un lungo percorso che va bene, adesso non ci addentriamo in questo, ma in effetti ha stravolto le cose di base che erano invece all'origine e all'inizio delle cose. Quindi noi dobbiamo cominciare tutte le cosmogonie del mondo, questa è una caratteristica interessante, ripeto, tutte le popolazioni del mondo, di tutto il pianeta, dall'Asia all'Europa, all'Africa e anche alle Americhe, tutte all'inizio dei tempi hanno messo una dea creatrice. I famosi egiziani, qui vediamo la dea Nut, da cui, e questa è una curiosità, deriva ancora la nostra parola notte. Nut era la dea della notte, la dea del firmamento, del cosmo, che creava e conteneva, vedete la posizione di Nut, conteneva nel suo immenso corpo tutto ciò che esisteva sul pianeta, piante, frutte, animali, uomini, donne, tutto era contenuto dentro Nut, che era il grande cosmo. Ed era di fatto il suo corpo, era rappresentato pieno di stelle, era il firmamento. Quindi tutte le antiche religioni del mondo veneravano all'inizio dei tempi una dea madre, che appunto era il cosmo intero. Gli indiani nativi delle Americhe, gli indiani Navajo, Sioux, Lakota, eccetera, avevano come all'inizio del mondo una dea chiamata, e adesso poi sottolineeremo il perché e capiremo il perché questa dea veniva definita così, la famosa dea Bisonte Bianco. La dea Bisonte Bianco era quella che aveva dato origine al mondo.
I latini avevano Gea, cioè i greci avevano Gea, i latini avevano Tellus, cioè la dea terra, la dea madre, la dea natura. Ancora oggi noi, pur con secoli e secoli, anzi purtroppo millenni di distorsione patriarcale, però ancora parliamo della madre natura. Non riusciamo a non parlare di una madre che è alla natura, che risponde alla nostra natura profonda. Ecco, anche noi, per quanto siamo ormai da millenni istradati in quel quadrato famoso di cui poi parleremo, in realtà abbiamo dentro, vai pure avanti, abbiamo dentro questo. Questo è una iscrizione cuneiforme, è la lingua parlata dai Sumeri. Questa è la prima lingua decodificata dai nostri studiosi, dai nostri glottologi. E quindi, e qui siamo diciamo tra Champollion che ha decifrato i caratteri egiziani e altri che hanno decodificato i caratteri cuneiformi, si è come formato storicamente una spaccatura. Cioè in realtà nell'Ottocento, in modo molto antropocentrico e secondo me arrogante, questi studiosi hanno definito che tutte le lingue che in qualche modo si capivano, erano stati loro in grado di decodificare, creavano una vera storia, cioè da lì cominciava la storia con la S maiuscola. Tutto ciò che era venuto prima, o comunque diciamo, i geroglifici o i fonemi, eccetera, che non si conoscevano, quindi non erano decodificati, semplicemente non esistevano. È una cosa, secondo me, molto grave, perché storicamente non puoi cancellare più di 10.000 anni semplicemente perché non li capisci o perché non ritieni, vai avanti, non ritieni che questo sia una scrittura. Ora, queste archeologhe hanno trovato, questi archeologi, stiamo parlando di tempi molto recenti, sono archeologi che hanno lavorato dagli anni 50, 1950 fino ad oggi, quindi siamo veramente con pochissimo tempo storico di questi studi. Hanno rilevato in tutta Europa, ma non solo in Europa, in tutta l'area del Mediterraneo, delle iscrizioni in questi templi. Io adesso do una notizia così che mi riguarda personalmente, però sono molto contenta. Il 30 di aprile andrò a Malta. A Malta esistono questi templi della Regina Madre dove esistono tutte queste iscrizioni, lunghissime iscrizioni che sono su tutte le pareti del tempio, sotto addirittura scritte sopra, vedete nelle statuette, sopra le statuette di questa dea. Sono delle scritture, sicuramente delle scritture che corrispondevano a dei fonemi che noi non conosciamo, non sappiamo che fonemi fossero. Perché non li conosciamo? Perché ai tempi dell'Iliade, ed è per questo che questo libro assurge a un'importanza così fondamentale per capire il nostro lontano passato, ma per capire anche l'oggi, succede una cosa strana nell'umanità che l'Iliade riporta. Non l'Iliade che vi hanno detto al liceo, perché quella che vi hanno raccontata al liceo è una parte dell'Iliade, solo quella che è propedeutica a mantenere le idee patriarcali che vi devono insegnare e ben inquadrare e ben strutturare nella testa. Tutto quello che in realtà racconta anche l'Iliade semplicemente no, non si deve studiare perché tanto è inutile, l'importante è studiare la guerra, no? Troia, Achille, Ettore, vai. Allora, ecco, queste sono le porte di Ninive. Chi andasse a Berlino le può vedere al Pergamon Museum di Berlino. Sono delle storicamente leggermente più recenti rispetto all'epoca di Troia, di quello che noi sappiamo di questa famosa guerra che è la prima guerra del mondo. Però sono di una bellezza tale, mi piace pensare che in realtà Troia fosse una città così bella, ecco perché era così appetibile, proprio perché era così meravigliosa. Ora, che questo sia clava, che questo sia, per questi tipi di storici, sia da considerarsi praticamente una cosa da cavernicolo,
ecco no, cioè a me mi si ribolle il sangue a pensare che siccome queste lingue di ceppo, attenzione, non indoeuropeo, non sono state ancora oggi decodificate, quindi era cavernicolo. Beh no, io mi rifiuto di pensare che una civiltà di questo genere fosse ascrivibile al cavernicoli. Vai avanti. Allora, l'Iliade ci viene raccontata al liceo come la grande storia, la grande guerra, la prima guerra, attenzione, narrata nell'umanità. Modello che farà da modello a tutte le guerre successive. Molto interessante questa cosa, perché? Perché se quella è la prima guerra raccontata e il modo in cui viene raccontata, se quella è la prima, vuol dire che prima della prima non c'era la guerra, se quella è la prima. Quindi da quella narrazione in avanti le guerre in un qualche modo, anche se cambiando le armi, però il modello profondo di come viene combattuta o raccontato questa guerra sarà la forma in cui si narreranno tutte le guerre successive, comprese quelle di oggi. Ci sarà sempre un Achille e un Ettore, un vincitore e un vinto, uno bravo, bello, eccetera, e uno poveretto. Cioè verrà sempre raccontata così. Da quel momento in avanti la storia prenderà un binario unico in cui la storia non esiste più l'umanità che vive, ma ci sarà l'umanità che guerreggia. Da quel momento in avanti sarà tutta una sequenza di battaglie. Quando noi studiamo un libro di storia, noi studiamo le battaglie e le guerre, e Napoleone che vince e Napoleone che perde, e Nelson, eccetera, e Churchill, insomma, solo guerre. Da questo momento in avanti. Guardiamola allora questa prima guerra. Abbiamo due protagonisti fondamentali, che sono appunto i due estremi, il vero eroe esaltato, almeno così vi è stato venduto al liceo, che è Achille, e che ha delle caratteristiche particolari che in questa immagine vediamo molto ben specificate. Achille come qualche aggettivo. Intanto nell'Iliade, molto interessante, viene definito come biondo, il biondo Achille. I personaggi biondi dell'Iliade sono solo 3 che hanno questa caratteristica fisica. Achille, che viene spesso ripetuta questa caratteristica, Elena, la bellissima Elena, e Menelao, cioè il marito di Elena. Questi 3 vengono definiti biondi, tutti gli altri non hanno definizione, dal che si deduce che non erano biondi, ovviamente, cioè che la normalità dell'epoca era non essere biondi, se questa era una cosa così eccezionale che viene ricordata. Perché è biondo? Io mi sono chiesta il perché. E in effetti, storicamente, ormai è chiaro ed è stato ormai presa per sicura il fatto che tutte queste popolazioni cosiddette achei, non stiamo ancora parlando di greci, non c'entrano i greci, perché i greci saranno greci molti secoli dopo l'Iliade. In questo periodo esistono Troia, esistono i troiani, esiste tutta questa cultura, diciamo, matrilineare, e esistono queste popolazioni che vengono da nord e che parlano una lingua indoeuropea, quella di cui ancora oggi noi l'italiano, tutte le lingue europee sono di ceppo indoeuropeo, diciamo, questo tipo di linguaggio è stato portato dall'estremo nord. Nell'estremo nord esistono delle popolazioni bionde. Ecco perché Achille viene sempre definito come biondo. Perché? Perché era un indoeuropeo, cioè veniva da nord.
Poi di Achille ricordiamo l'ira funesta. Chi è che non ricorda l'ira funesta che infinite addusse lutti agli Achei? No, agli Achei, al suo popolo. Quindi in realtà questo tipo di mentalità che Achille rappresenta porta lutti, cioè porta tragedia al proprio popolo, non agli altri, al proprio popolo. Questo la dice lunga su come funziona la guerra realmente. E poi è solo. Achille è arrabbiato e solo contro tutti, forte, incazzato come una bestia e biondo, ok? Queste sono le caratteristiche di Achille, che verrà esaltato come l'eroe perfetto, cioè quell'eroe che uccide ed è bravo in quanto uccide molte persone. Attenzione a questo lato, vai. Qui è l'antieroe. È Ettore. Qui anche in questo quadro viene rappresentato esattamente al rovescio di come vediamo Achille. Ettore di fare la guerra sinceramente proprio non ne ha voglia. Lo fa obtorto collo perché? Per difendere chi? Le donne, i bambini, le persone care, gli affetti. Ettore appartiene a quell'antica società che noi adesso oggi definiamo matrilineare. Mi fermo un attimo su questa parola perché pochi la conoscono, comunque si soffermano su questo. Nel sottotitolo del mio libro, Quando Troia era solo una città, è scritto: scopri come l'umanità passò da una società matrilineare. L'editore, quando io scrissi questo, me lo corresse in matriarcale e io dissi no. In realtà nella storia dell'umanità non è mai esistita una società matriarcale, ovvero con un genere maschile barra femminile, comunque un genere che era superiore all'altro genere. Mai le donne hanno governato nel modo in cui noi intendiamo essere patriarcali, cioè un dominio di un genere sull'altro. Non è mai esistita. È esistito un altro tipo di società molto interessante e che, ed è lì che sono andata poi a cercare, l'Iliade racconta. Ci sono dei pezzi dell'Iliade, ovviamente non vi vengono mai fatti leggere al liceo, esistono dei pezzi, io li riporto proprio letteralmente nel libro, in cui invece viene descritto questo tipo di società, una società che stava morendo, una società che stava scomparendo dal mondo, dei concetti che purtroppo saranno perduti a fronte di che cosa? A fronte di una vincita di guerra. Si vai. Da dove nasce tutto questo conflitto della guerra? Nasce da una scelta di un ragazzo che si chiamava Paride. Molti di voi sapranno la storia, la racconto velocemente. Paride era un fratello minore di Ettore, cioè apparteneva alla società matrilineare, una società in cui la cosa più importante, più bella era cosa? La fecondità, essere floridi, stare bene, vivere una vita d'amore. Quella era la cosa che quel tipo di società voleva. Ora, la narrazione mitica racconta che tre dee, le vediamo qui, questo è un quadro di Rubens, le tre dee sono Era, che è moglie di Zeus, Pallade Atena, figlia di Zeus, e Afrodite. Le tre dee sono in realtà tre dee molto diverse tra loro. Le prime due sono imparentate con Zeus, cioè imparentate col pater, già con il dio maschio che domina su tutti gli altri dei. Questo è Zeus, è il primo dio che è già patriarcale. E Era è forte non in quanto lei è forte, ma in quanto moglie di Zeus. Sarà la storia che apparterrà a tutte le donne da quel momento in avanti, in cui non saranno più loro le protagoniste, ma solo moglie di, figlie di, sorelle di. Ok? Poi c'è Pallade Atene, che parleremo ancora di Pallade Atene, una grandissima dea dell'Olimpo greco e proto-greco,
che è la dea della sapienza ma anche la dea della guerra, quindi come tale totalmente patriarcalizzata, figlia di Zeus. L'ultima è Afrodite. Afrodite è l'antica dea, che è l'antica dea dell'amore e della bellezza. Lei non combatte, non ha mai idea di uccidere, ma anzi, al rovescio ha proprio l'idea di amare. Le tre dee danno a Paride, promettono 3 doni particolari se a loro verrà data la famosa mela della discordia, la mela d'oro. Poi sulle mele e su quanto queste mele siano simbolo di altro ne parlo nel libro. Anche Eva, diciamo che questa mela non è lontana da quella di Eva, è anche Biancaneve, perché Biancaneve è una storia, ne parleremo poi ancora anche delle fiabe iniziatiche. Ho scritto un altro libro su queste narrazioni antiche in cui ci sono tutti sempre questi archetipi che si ripetono, non a caso, c'è tutto un collegamento che è molto interessante, ma che vabbè è scritto in altri libri. Allora, cosa succede? Succede che le 3 dee danno a Paride, promettono dei doni. Allora, Era promette, da brava moglie di Zeus, promette soldi, ricchezza, potere economico. Tu avrai tutte le ricchezze del mondo, se scegli me. Pallade Atene cosa gli promette? Essendo la dea della guerra, tu vincerai tutte le guerre del mondo. E Afrodite cosa darà a Paride? Darà l'amore della donna più bella del mondo. Ora, una persona di stampo patriarcale avrebbe scelto sicuramente uno dei primi 2 doni, ma Paride, non dimentichiamo, che è fratello di Ettore, è di quella società lì, viene fuori da quella matrice culturale. È chiaro ed è ovvio che sceglierà l'amore della donna più bella del mondo. Da qui verrà incolpata Eva, quindi la donna sempre, cioè Eva, il lapsus però è interessante, verrà a Elena sarà incolpata appunto dell'origine della guerra. Vai. Guardiamole un po' da vicino queste dee. Questa è Pallade Atena, che è una dea ibrida in realtà, è a metà dei tempi, è ancora con i piedi nel passato e con la testa nel futuro. È mezza dea, diciamo mezza dea ancestrale e mezza dea moderna. Moderna nel senso più basso e più brutto del termine. In questa rappresentazione vediamo delle cose importanti che nell'antichità erano dei totem molto importanti, tra cui i serpenti, e poi abbiamo visto anche con Lilith le civette. Sono i 2 animali totemici della Grande Madre. Perché questi animali in particolare erano considerati sacri? Vai avanti. La civetta. La civetta è un animale sacro a Pallade Atene. E perché? Perché è un animale notturno, un animale che vede nel buio. Non solo, ma quindi diventa simbolo del vedere oltre la luce. E se tu vedi oltre la luce vuol dire che hai una visione totale dell'essere. Queste grandi dee e poi le loro sorelle, diciamo le loro figlie nel tempo, che saranno considerate streghe, anche le streghe hanno la civetta, ad Halloween ci sono le civette, ma state attenti, stiamo parlando di archetipi millenari. Adesso noi giochiamo con queste cose, ma in realtà sono molto importanti e molto serie. Le civette sono quella parte dell'essere femminile che vede le cose oscure, che capisce ciò che non è visibile all'occhio umano. Ed è per questo che queste dee, addirittura così importante questo simbolo, che ancora oggi l'euro greco porta sopra la civetta di Atene. Quindi ancora oggi nella cultura greca questo animale è totemico proprio. Vai. E poi abbiamo i serpenti. Perché i serpenti erano così cari alla dea madre ed era un simbolo così positivo una volta?
Qui vediamo, sono delle statuette dell'isola di Creta. L'isola di Creta, tra cui poi Cnosso e tutto il palazzo ancora meraviglioso che è stato scoperto nell'800 da Evans, è l'ultima parte del mondo del Mediterraneo in cui rimangono ancora le vestigia delle antiche culture matrilineari. Le donne, come vedete in queste statuette, vivevano una sessualità libera. Il loro vestito, vedete, i seni sono prorompenti, la loro femminilità è esaltata e queste sacerdotesse avevano dimestichezza con questo animale che è il serpente, perché il serpente diventa particolarmente importante come simbolo per la Dea Madre per due motivi. Uno, perché il veleno dei serpenti, che in greco si dice pharmakon, scusate, è molto chiaro che cosa implica, cioè è un farmaco. Queste antiche sacerdotesse conoscevano l'arte della guarigione tramite appunto queste medicine che loro facevano tramite l'uso del veleno dei serpenti e di altri animali e delle piante e curavano in modo meraviglioso, ancora adesso pare meglio che quello che la nostra medicina ufficiale fa oggi, curavano tutte le malattie, quindi un grandissimo potere. Il secondo motivo per cui il serpente era sacro alla grande dea era perché era il simbolo della rigenerazione. Perché? Perché il serpente perde la pelle e quando voi avrete visto qualche documentario, quando i serpenti perdono la pelle, lasciano come un corpo e sembrano rinascere nuovi, puliti, con una pelle lucida. Quindi sembra che si rigenerino completamente. Quindi la rigenerazione, e non la resurrezione, perché attenzione alle parole, la rigenerazione era il concetto, quindi la ciclicità della natura, era il concetto fondante di questo tipo di visione del mondo. Vai avanti. Il serpente è rimasto sacro fino ai tempi dei Romani. I Romani rappresentano in realtà la prima vera totale civiltà patriarcale. Se esiste una matrice proprio del patriarca è la romanità, divite et impera. Roma diventa modello storico che rimarrà invariato fino ai giorni nostri. Quello che noi vediamo fare a Roma si ripete ancora oggi nei nostri parlamenti, ancora abbiamo il Senato. No, abbiamo il Senato, abbiamo la Repubblica, res publica, cioè abbiamo tutte le parole latine, tutte le forme latine, tutte le leggi latine. Chi studia legge oggi, giurisprudenza, studierà i codici romani. Quindi vuol dire che non abbiamo cambiato concetti da quelli di Roma. Pur tuttavia, ancora in età totalmente storica, qui siamo a Pompei, è uno degli affreschi di Pompei, il serpente era considerato sacro ancora allora, quindi già in tempi totalmente storici. Vai? Un altro animale totemico molto caro alla Dea Madre era il bovino. La dea Hathor, qui siamo ovviamente in Egitto, la dea Hathor, la dea vacca, la dea mucca, era considerata potentissima e ancora estremamente sacra. Ma ancora adesso, ancora adesso in India, per esempio, le vacche sono considerate sacre, ma la gente non sa più il perché. Cioè, sappiamo questa cosa ci fa quasi ridere, in realtà la cosa è molto profonda, è molto importante, perché proprio il bovino veniva considerato, cioè, o comunque tutti gli animali dotati di corna. Vai avanti. Per esempio nei Celti, che erano anche questi popolazioni di stampo matrilineare, avevano anche i guerrieri comunque delle corna di bovino. Lo stesso gesto che noi facciamo e che oggi viene considerato offensivo, quindi fare le corna, dire a una persona che è cornuto è una grossa offesa. Siccome sono stati rovesciati tutti i simboli che erano cari alla Dea Madre, sono diventati negativi quando è arrivato poi un Dio Padre, cioè proprio completamente rovesciata la simbologia,
ovviamente era un gesto che era considerato estremamente positivo. Dare le corna voleva dire dare prosperità. Perché? Perché le corna, le corna ancora oggi, per esempio qui siamo in Sardegna, ho studiato particolarmente la Sardegna per due motivi. Uno, perché ho una mamma sarda, e secondo perché è una delle isole, appunto noi dobbiamo andare nelle isole perché ancora lì è rimasta qualcosa di queste antiche civiltà che invece nel continente ormai si è perso. È un'isola che riporta delle antichità, delle sagre, delle feste così antiche che ancora riportano il dio cornuto. E anche gli uomini si vestono con le corna, in segno propiziatorio. Vai. Anche il cervo era considerato un animale sacro. Perché? Perché il palco delle corna del cervo si rigenera ogni primavera. Ogni primavera il cervo mette un palco sempre più maestoso. Quindi questo era come un fiorire del concetto della rigenerazione, caro alla Dea Madre. Quindi anche vediamo Artemide, che ha come animale totemico appunto il cervo. Vediamo che quando con Ifigenia Agamennone, l'uomo patriarcale, vuole uccidere la figlia, lei lascerà al posto di questa fanciulla appunto un cervo. Vai. E qui abbiamo un toro, di nuovo il bovino, che era in assoluto l'animale più sacro che esistesse, anche la Troia veramente, anche il maiale. Quindi anche il maiale per questioni di fertilità. Erano tutti animali molto cari alla dea, ma in particolare e soprattutto i tori e i bovini, le vacche o comunque qualsiasi bovino. Ecco perché vi ho ricordato all'inizio, vi ho detto che i Sioux e i Lakota avevano come dea primigenia proprio la dea bisonte bianco, ovviamente perché bisonte, perché i bovini lì erano bisonti. Quelli che noi chiamiamo qua bovini hanno un altro tipo di razza, ma insomma comunque sempre animali bovini con le corna, eccetera. Ah, no, no, rimani qui perché? Perché? Perché è importantissimo questo affresco di Cnosso, appunto siamo sempre nell'ultima, grazie a Dio c'è rimasta questa testimonianza inconfutabile di questo tipo di società, rappresentato da questi giochi che questi giovani di Creta usavano fare, giocano. Il toro è felice, è vivo e loro balzano sul toro, giocano, fanno delle cose, diciamo delle prove di forza, ma assolutamente non violente. Una danza. E la bravura di questi atleti era proprio nel ballare con il toro. Nei secoli successivi patriarcali, adesso sì, le cose cambiano e abbiamo questa terribile usanza che grazie a Dio sta un pochino diminuendo, però insomma ancora in Spagna è molto molto famosa, in cui invece il toro, cioè questo simbolo, deve essere ucciso. E come deve essere ucciso? Deve essere ucciso in un modo rituale, in un modo sacro. Non è un'uccisione qualsiasi, tipo in un macello, no? In cui lo sgozzano o gli tagliano la pancia, no? Il matador, cioè l'uccisore, che tra l'altro come vedete è vestito quasi come un militare, no? Con una specie di divisa, di uniforme tutta gallonata d'oro, no? Cioè proprio il soldato, no? Quasi il militare, che deve uccidere infilzando lo spadino, quindi un simbolo patriarcale, proprio nella noce del collo del toro. Solo così vince. Quindi è una uccisione rituale di quale simbolo? Del simbolo della Dea Madre, che era appunto il toro. Viene uccisa la Dea, viene uccisa la natura, considerata selvaggia e nera. Lo sapevate che i tori nella corrida devono essere neri? Devono essere neri perché rappresentano l'oscurità.
che il femminile era considerato demoniaco per il patriarca. Aspetta, ferma, no, perché devo fare ta-ta. Perché il simbolo, perché è così importante quindi il bovino, perché è così importante proprio questo animale. Addirittura negli antichi templi erano tutti i crani dei bovini venivano usati come decorazione degli antichi templi. Vediamo in queste, a Malta per esempio, ci sono ancora tutti questi crani che rappresentavano la Dea Madre. Perché allora questo simbolo e non altro? Per questo motivo. I genitali interni femminili sembrano visivamente un toro visto di fronte, un bovino visto di fronte, con tanto di corna, di orecchie, di muso. Il femminile diventa come simbolo la testa del toro. Ecco perché devono uccidere la testa, cioè devono infilzarlo proprio nel cranio del toro, perché è lì che si deve uccidere la Dea Madre. È quello il simbolo che va ucciso. Ecco perché ancora in India è sacra la vacca, perché ancora rimane questo antico ricordo ormai staccato, perché troppi secoli di patriarcato ci hanno fatto perdere il perché delle cose, però rimane in qualche modo, anche senza più sapere il perché, rimane questo simbolo. A tal punto la società, diciamo proprio i concetti patriarcali hanno voluto rovesciare totalmente i simboli sacri della Dea Natura, che proprio il bovino è diventata la testa del diavolo. Il diavolo nel nostro inconscio viene rappresentato con la testa di bovino, il che significa nel nostro profondo inconscio collettivo che la donna è diabolica. Ti rendete conto di quello che ci hanno fatto nella mente, di come hanno distorto in realtà le cose naturali a favore di concetti completamente rovesciati, in cui addirittura il diavolo, cioè il male in sé, è rappresentato da cosa? Da questo simbolo. Vai. Altri simboli cari alla Dea erano le melagrane, per esempio. Questo simbolo è sacro per ovvi motivi. Chi è medico, chi conosce comunque bene i genitali femminili saprà che un ovaio tagliato a metà è esattamente identico al frutto del melograno. Il melograno ha questi semini rossi, che sarebbero gli ovuli, che sono rossi anche in una donna, e che praticamente è uguale, no? Quindi è chiaro che questo simbolo, questo frutto, e solo questo frutto, diventa sacro alla Dea. E il frutto del melograno non ha queste valenze così negative come il teschio del toro, cioè come diciamo, il muso del toro, ma comunque passerà nella nuova religione patriarcale, che avrà come unico simbolo femminile la Madonna, passerà tout court nelle mani della Madonna. La Madonna è l'unica rappresentante vaga, usiamo questo termine, di ciò che rimane dell'antica Dea, molto vaga. Comunque vediamo, questo è Botticelli, se lo volete vedere è agli Uffizi, è la famosa Madonna del Melograno, difatti, senza più sapere però il perché questo frutto fosse sacro. Botticelli lo fa inconsciamente, però in realtà guarda caso proprio questo frutto e non altro, non a caso. Vai. Qua siamo con Caravaggio, che è altrettanto ovviamente un pittore totalmente patriarcalizzato, e che cosa fa? Fa in modo che la Madonna e Gesù, entrambi, schiaccino cosa? Il serpente. E il serpente verrà rappresentato come o il bovino o il serpente, cioè tutti e due gli animali cari alla Dea, verranno demonizzati e considerati negativi, totalmente negativi. Abbiamo il rovesciamento totale dei simboli.
Altro simbolo che viene totalmente, qui c'è quasi da ridere, a me mi viene da ridere a raccontare questa cosa, però è stata creduta vera per millenni, il parto dei maschi. Ah, fantastico! Allora, siccome per forza di cose il corpo delle donne è creato per dare la vita, e questo piaccia o non piaccia è una cosa così, è così, punto. Cosa ha fatto questo sistema mentale di dominio che doveva per forza togliere alla donna qualsiasi potere, compreso quello del parto, che diventava difficile questa cosa, poteva togliere tutto, poteva togliere il nome, come è stato fatto, poteva togliere tutto, poteva addirittura demonizzarla, renderla la peccatrice, il simbolo del male, bla 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 bla, ma però fare dei bambini era dura. E cosa fanno questi intelligentissimi patriarchi? Bisognerà che un Dio partorisca, perché dobbiamo dimostrare che il maschio deve avere anche questa capacità. Il povero Dio che viene scelto per questa triste bisogna è Zeus, il quale, poveretto, verrà costretto a partorire una femmina. Attenzione, questi uomini nella mitologia sono maschi che partoriscono femmine, esattamente rovesciato dalla natura, che sono le femmine che partoriscono i maschi, e anche le femmine, cioè le femmine semplicemente partoriscono, punto. Però in questo sistema di pensiero patriarcale dovevano rovesciare questa cosa. E quindi cosa fanno? Narrano la storia che Pallade Atena, cioè una femmina, nasce da un maschio che è Zeus. Ma da dove? Da quale parte del corpo? È un po' difficile far capire da dove cavolo si può far uscire un figlio dal corpo di un maschio. Alla fine il povero Zeus verrà sottoposto a una sezione del cranio, gli verrà tagliato il cranio con un'ascia, il poveretto, e dovrà partorire questa dea tutta, tra l'altro bardata di tutto punto, con armi e scudo e elmo, dalla testa. Quindi insomma il povero Dio avrà un bel trauma, però dovrà dimostrare, qui è un vaso attico che proprio testimonia, vedete, la nascita di Atena dalla testa del dio, e quindi si sarà dimostrato che il parto delle donne non vale niente perché tanto il dio sa partorire. Un altro maschio che partorirà una donna è Adamo. Non scelgono la testa ma la costola, ma è sempre da una parte, non si sa bene dove, dal naso, non si sa bene da dove fare nascere, però è un maschio che partorisce una femmina. È esattamente rovesciata la natura, che ovviamente per forza di cose darà che le femmine partoriscono i maschi. Insomma, dovevamo rovesciare completamente. E questo è un potere. State attenti a come nasce il potere, rovesciando la verità. Attenzione, perché questa è una bella lezione sul potere anche oggi. Il potere si fonda sul rovesciamento della verità. Vai. Ed è pesante. Prima di tutto questo esistevano altri concetti di cui noi ci siamo dimenticati completamente o ci hanno voluto oscurare o addirittura nascondere. Ecco la storia che non c'è stata narrata, ma che le pietre narrano ancora. Qui siamo di nuovo in Sardegna, ad Orgali, per chi volesse andarla a vedere. Queste sono le famose Domus de Janas, sono definite in sardo le case delle fate, ma in realtà Janas viene, c'è qualcuno che ride, c'è forse qualcuno che è stato in Sardegna o è sardo. Le Domus de Janas, domus ovviamente la casa, Domus de Janas, la parola Janas in realtà è una parola indoeuropea da cui deriva la parola genus, quindi sono in realtà le case del genus, cioè della gens, della famiglia, quindi ancestrali, degli ancestrali, degli antenati, quindi questa era la casa degli antenati. Come era concepito alla morte durante il periodo matrilineare? Erano dei concetti totalmente diversi da quelli che ci vengono dati oggi. Anticamente
la madre natura veniva considerata capace di rigenerazione. Vi ho già usato questo termine, lo ripeto perché è molto importante per capire i concetti. La rigenerazione parte dal fatto che sì, la morte esiste, ma semplicemente questi morti venivano sistemati dentro una specie di buco, lo vedete, che è quasi come una vagina, no? Entra dentro la madre terra e venivano dipinti, si vede ancora un po', anche se sono passati 4-5 mila anni, quindi ovviamente la pittura è un pochino, poi non so la luce se la vedete bene, è rosa, in realtà erano proprio dipinti di rosso. Di rosso perché? Perché era il sangue del canale del parto, quindi venivano proprio come se venissero i morti immessi di nuovo dentro le viscere della madre terra e venivano sistemati e tumulati in posizione fetale, in cui praticamente il morto veniva considerato, diciamo, dormiente e che doveva quindi poi con suo comodo, quando la madre terra avrebbe compiuto tutti gli atti di decomposizione, di trasformazione della materia del corpo, avrebbe potuto come spirito reincarnarsi nell'utero di una donna e scegliere quindi di rinascere. Quindi la morte non era traumatica, era semplicemente un ciclo che semplicemente veniva accettato, anzi i riti, diciamo, di morte non erano disperati come quelli che abbiamo noi oggi, erano semplicemente degli accompagnamenti in un'altra dimensione e poi dei ritorni, diciamo, nella dimensione che oggi chiamiamo vita biologica, ok? Quindi questo era il concetto, che era un concetto molto rasserenante. Cosa succede? Quando il patriarcato comincia a prendere piede nella mente dell'umanità, anche questo si sovverte. E invece di pensare la morte come questo che vi ho raccontato, la morte viene invece pensata così. Viene pensata come finale drammatica di qualunque vita. Il morto muore per sempre e sarà solo possibile una resurrezione dalle carni, cioè resurrezione dei morti, quando noi anche recitiamo nella messa, credo nella resurrezione dei morti, bla bla bla. Che cos'è? È questa, cioè dagli egiziani in avanti, che sono il primo popolo veramente patriarcale, se la morte viene considerata non più come un ciclo semplice della vita, ma viene considerato come un giudizio che l'anima di quel morto a cui dovrà essere sottoposta per poter eventualmente, e grazie solo a un Dio, potrà risorgere. Non più per questioni meccaniche, banali, di rigenerazione biologica, ma solo grazie al giudizio. L'anima verrà pesata con una piuma, no? Anche gli egiziani. Noi abbiamo molto copiato dagli egiziani e non ci siamo mossi da lì. Siamo ancora totalmente faraonici. Vedete, i morti egiziani invece non sono in posizione fetale, ma sono in posizione fallica. In posizione fallica e non solo, ma la loro fisicità, la loro carne diventa unica e come tale diventa da trattenere a tutti i costi possibili. Ecco perché diventa così importante l'inumazione e addirittura la mummificazione. E com'è che gli egiziani diventano così bravi a mummificare i corpi? Perché quello era l'unico corpo possibile. Nessun altro corpo la madre natura avrebbe mai dato, perché il giudizio del Dio poteva impedire la risurrezione. Quindi è una cosa catastrofica, drammatica, si moriva disperati e disperatamente si cercava la conservazione della carne. Questo tipo di società purtroppo ancora vive oggi, vai? Questo è il tipo di società che costruisce le piramidi. Voi avete trovato mille
concetti sulle piramidi, se ne è parlato tantissimo, se ne parla tantissimo e ci sono miliardi di teorie sul perché, del per come fossero le piramidi, ok. Io non mi soffermo su questo, ma vi dico semplicemente che era una rappresentazione fisica dei loro concetti sociali. Questo tipo di monumento poteva nascere solo in una mente patriarcale in cui c'era un dio o un faraone o comunque un capo, cui sotto esistevano capo, vicecapo, vicecapo, il vice sguattero e anche il vice del vice sguattero, però gerarchico. Questo tipo di costruzione nasce da una mente gerarchica, mente che ancora oggi, vediamo qua. Io questa non ve la commento, ma lascio a tutti una riflessione su questa piramide, è sempre quella che troviamo ancora oggi, lo troviamo ancora sui dollari americani. Qui siamo invece, torniamo un attimo indietro di qualche millennio, qui siamo ancora invece in un'altra società che ci appartiene geograficamente, che è l'Etruria. Qui siamo in una tomba etrusca di epoca già romana, quindi in totale periodo patriarcale, pur tuttavia gli etruschi mantengono delle visioni del mondo ancora matrilineari, in cui vediamo questi sposi che sono abbracciati nella morte. La morte non è drammatica, non so se sono riuscita a farvi capire come la morte non era affatto un dramma come lo è ancora oggi, era in realtà un addormentamento nell'amore. L'etrusco è un altro di quelle lingue non indoeuropee che noi non siamo riusciti a decodificare, come tale non ne sappiamo nulla. Abbiamo solo queste immagini mute che però secondo me alla visione di tutte queste cose che vi ho detto parlano e sono anche molto esplicite come tipo di visione del mondo e della morte. Vai. Arriviamo a una cosa molto famosa che alcuni credono che appartenga all'Iliade, alla storia narrata dall'Iliade, ma vi devo deludere, l'Iliade non parla affatto del cavallo di Troia. L'Iliade in realtà è un libro grosso così che parla di 60 giorni, narra solo 2 mesi del penultimo anno di guerra, non narra del cavallo, che è un evento eccezionale, non narra dell'incendio, altro evento eccezionale, e ci si chiede come mai. Come mai un racconto su quella guerra così importante che ha tra l'altro, come ho detto, informato tutte le guerre successive dell'umanità, non si parla di queste cose così importanti, no? Beh, io do una spiegazione a mio giudizio vera, nel senso che in realtà non gliene fregava niente di esaltare la guerra, ma in realtà l'Iliade è stata scritta esattamente al contrario di quello che ci vendono al liceo, ma vi lascio il gusto di leggere poi. Comunque del cavallo di Troia si è parlato nei vari poemi successivi e soprattutto nell'Eneide, narrazione di Virgilio, che praticamente narra di questo enorme animale, diciamo di legno, che viene introdotto proprio dai troiani. Cioè, che cos'è il cavallo di Troia? È un inganno. In realtà la prima guerra del mondo non è stata vinta con le armi, è stata vinta con l'inganno. Vi giunge qualcosa di conosciuto oggi? Ecco, in realtà è tutto un inganno, bravo. Cioè il primo inganno della storia che ci viene narrato è il cavallo di Troia, che diventa simbolo di tutti gli inganni successivi. E le caratteristiche del cavallo di Troia sono interessantissime per capire il mondo di oggi, perché il mondo di oggi è ancora pieno di cavalli di Troia. Infatti addirittura nell'informatica, quindi si chiamano Trojan Horse Virus, cioè ancora oggi i virus, cioè che si infilano subdolamente dentro i nostri computer, si chiamano ancora cavalli di Troia, è fantastico.
Quindi, come vedete, non stiamo parlando di tanto tempo fa, ma stiamo parlando di oggi. Quindi, quando noi andiamo a studiare questi antichi testi, queste antiche radici culturali, ci troviamo oggi, ci troviamo quello che viviamo ancora oggi. E perché lo viviamo ancora? Perché non l'abbiamo ancora capito. E quindi la lezione si ripete, si ripeterà finché l'umanità non capirà questo errore. Vai. Da ultimo abbiamo la perdente, quella che perde nella guerra, l'unica dea che perde è Afrodite. Chi perde? Perde l'amore, che lei era la dea dell'amore, e perde la bellezza. Con l'avvento di questo rovesciamento di dominio si perdono queste due cose fondamentali, l'amore e la bellezza. E qual era l'animale totemico caro ad Afrodite? Era la colomba bianca. Le colombe bianche rimangono incredibilmente, e qui ci sarebbe davvero da ridere, vai, anche nelle nostre chiese. Quindi noi vediamo ancora, nonostante tutto, la colomba bianca di Afrodite che svolazza nelle nostre chiese. Quindi, come vedete, nulla è cambiato in realtà. Grazie. Vai. Bene, adesso lascio la parola a Francesca. 2 minuti per un paio di annunci che abbiamo pensato di farvi un regalino questa sera. Avete tutti ricevuto la dispensa? Tutti quanti ce l'avete? Perfetto. Allora, ma io so chi non ce l'ha. L'ultima pagina, trovate una pagina che si può staccare, e per festeggiare i 7 anni insieme vogliamo, chi utilizza il silicio vi restituiamo quello che avete speso questa sera. Quindi con 5 euro potete, chi vuole, andare a ritirare una bottiglietta di Silacus, quello da 200 ml che abbiamo fatto fare apposta per la serata. Se qualcuno ne vuole qualche flaconcino in più per fare qualche regalo a Natale, eccetera, sapete che normalmente ci sono da litro, ve li possiamo dare questa sera. Un'altra cosa importante che non ho messo nella dispensa, mi sono dimenticata, il 29 gennaio probabilmente riusciremo a organizzare una giornata intera, domenica, con chi di voi se lo ricorda, il nostro mitico Giovanni Riscigatti, vista perfetta senza occhiali. Chi è stato, c'è qualcuno che ha cominciato con noi ancora all'inizio del 2010, una giornata per la nostra vista, per il nostro benessere. Di solito io riesco ad andare poco ultimamente, qui invece c'è una nostra amica che frequenta, infatti abbiamo cominciato insieme, io ci vedevo abbastanza bene, lei portava gli occhiali, adesso lei non li ha più e io devo arrancare con quelli aforisteropeici che se qualcuno è interessato ne abbiamo recuperato qualche paio che ci hanno fatto uno sconto di 10 euro. Avete presente gli occhiali, quelli forati? Quindi se qualcuno ne vuole, qui sono a disposizione. Abbiamo avuto l'ok definitivo per il 20 gennaio, venerdì 20 gennaio con Sibaldi. Quindi Igor torna, saremo a Treviso, una sala da 500 posti. Quando manderemo fuori la mail, se qualcuno è interessato, siete pregati, soprattutto voi che siete sempre con noi nell'associazione, di provvedere velocemente, perché l'altra volta qualcuno è rimasto fuori e ci dispiace che siano proprio i nostri che poi rimangono fuori, perché magari com'è? 20 di gennaio, venerdì 20 gennaio, lo faremo a Treviso all'Hotel Maggior Consiglio, dove abbiamo fatto un convegno il 13 dicembre. Poi all'interno vedete il programma per i prossimi mesi. Ci sarà Luca Chiesi, che voi ricorderete, faremo quella bellissima conferenza e poi anche il seminario di mezza giornata sul come risolvere i problemi matematici, quindi sarà valido sia per noi adulti che ogni tanto magari avevamo qualche problema con la matematica, ma soprattutto per i giovani è una cosa molto interessante, perché lui dice che in 4-5 ore porta qualsiasi persona che abbia qualsiasi problema con la matematica a risolvere problemi
problemi almeno di seconda liceo, diceva, no? E quindi insegna proprio una tecnica che ti puoi utilizzare per il resto della tua vita per risolvere problemi non solo matematici, però è una tecnica logica che può portare a risolvere qualsiasi quesito poi uno si trovi ad avere nella vita. Già stabilito anche quello per il 13 febbraio con Cesati Cassin, e poi anche il seminario con lui. Poi se qualcuno di voi non è ancora iscritto alla newsletter, magari se si iscrive così è avvisato per tempo di tutte le cose che possiamo avere in programma. Ho dimenticato qualcosa? Mi sembra di no? Bene, allora... quello del fine settimana con Daniele... Ah beh, il più importante, cavoli. Vabbè, lo vedete qui che venerdì avremo una conferenza, ingresso gratuito, venerdì... Quanti ne abbiamo venerdì? 16. Esatto, lo facciamo all'area Fender, per cui era impegnato, e ci sarà Daniele, ci sarà Barbara Franchi, che alcuni di voi ricordano, della New Kid Academy, e quindi presenteranno quello che poi può essere il seminario del fine settimana sull'arte di educare i bambini alla felicità, con la felicità. Va bene, Odisseo. Perché lui, vabbè, grazie a lui vincono la guerra, però lui è un po' un antieroe per La paga cara. tutti questi contatti femminili, quindi non riesco un po' a posizionarlo. Allora, io premetto che non mi occupo dell'Odissea, anche perché è un testo che è più recente rispetto all'Iliade di più di un secolo, non è stato assolutamente scritto da Omero, quindi è un'altra storia. E comunque, adesso che ne hai parlato, Odisseo rappresenta invece, diciamo, l'iter che l'anima umana deve fare per raggiungere Itaca, cioè per raggiungere la casa, no? La casa dove troverà però ancora ostacoli, cioè sono tutti gli ostacoli che Odisseo dovrà incontrare. È un altro archetipo, è diverso da quello dell'Iliade. L'Iliade parla della guerra di popoli, sociale, quindi è una cosa corale, mentre invece Odisseo è un singolo uomo che va ad affrontare singolarmente delle prove. È una storia iniziatica. Le storie iniziatiche sono molto importanti, molto interessanti. Io ho scritto anche un altro libro sulle fiabe iniziatiche, che è proprio il racconto di come l'anima umana possa passare attraverso delle prove, il lupo cattivo, la strega, per superarle e quindi riuscire ad arrivare a casa, insomma. The long way home, direbbero gli inglesi, sì. Però adesso, diciamo, questo argomento che io tratto in questo libro qua non è quello iniziatico. Altre domande? Tutti bloccati, a lei. Vi ho tutti. Può essere perché ha un qualcosa del femminile, no? Quando alla fine Achille fa strage, lui arriva in sogno e gli dice lascia stare, insomma non... Allora, su Patroclo c'è stato scritto tantissimo questo amore omosessuale di questo grande eroe che doveva rappresentare il vincitore, il grande guerriero, eccetera, eccetera. Poi che fosse omosessuale fa un po', insomma, è stato storicamente abbastanza controversa questa cosa. In realtà all'epoca non era di nessun problema, gli uomini, anzi soprattutto nella Grecia patriarcale, ma stiamo parlando già della Grecia classica, esisteva l'uso proprio che il maestro avesse sempre un allievo che era praticamente il suo concubino, diciamo così, no? Perché? Perché le donne man mano nella storia persero la loro capacità di essere colte, non potevano più leggere, non potevano più scrivere, e quindi queste donne diventavano relegate nelle case chiuse, nella loro abitazione, e gli uomini invece che giravano eccetera avevano più piacere di stare con un altro uomo con cui potevano condividere le cose, per cui era molto tranquilla questa cosa. Agli occhi invece di oggi, dopo 2 millenni di cristianesimo, questo diventa ancora un po' difficile da accettare, questo modo di vedere le cose.
deriva dalla cultura religiosa. Lui si è apparso in sogno, non spinge un pochino Achille verso la pietà, insomma, del dare sepoltura ai morti? No, allora no. Patroclo viene pianto da Achille, non compare insomma, ma viene pianto da Achille per 3 giorni secondo i riti di allora, in cui praticamente il morto si pensava che durasse ancora sulla terra nonostante che il corpo fosse morto per 3 giorni, e si accompagnavano i morti senza mangiare, cioè ciò che il vivo poteva fare per aiutare il morto nel trapasso era astenersi dal cibo e dal sonno, che erano le cose naturali, in modo da come accompagnare quest'anima negli inferi, no? E anche Achille fa così, non mangia per 3 giorni e non dorme per 3 giorni. Non solo, un'altra cosa, ne parlo nel libro, si taglia i capelli. Un'altra cosa che veniva considerata sacra erano i capelli. Il lutto cioè chi era in lutto si tagliava i capelli, quindi Achille taglia i propri capelli e li sparge sul corpo morto di Patroclo. Quindi ci sono tutte queste ritualità che vengono descritte nell'Iliade e che in realtà ritroviamo anche per esempio nelle ritualità sarde. Vi ho parlato prima della Sardegna, che è una delle poche zone del Mediterraneo in cui ancora vengono conservati queste ritualità, e ci sono in questi canti antichi, in cui viene ricordato questa modalità e viene ricordata anche nell'Iliade. È interessante perché ancora tutto ciò che era antico in realtà è oggi, non so, è una cosa molto particolare, molto strana da vedere. Che cosa ha scatenato, innescato questo shift di potere tra la linea matrilineare, perché matriarcale non sì, c'è no, sì, matrilineare e invece quella patriarcale. Queste popolazioni indoeuropee che venivano dal nord e che avevano questi tratti somatici di pelle chiara e capelli chiari erano affamate, cioè nel senso che avevano poco da mangiare. Non solo, ma avevano anche trovato una arma di distruzione di massa, l'avremmo considerata in questo modo, che è il cavallo. Il cavallo viene cavalcato dagli indoeuropei. Un uomo a cavallo è molto più potente di un uomo a piedi. Le popolazioni invece del sud Europa, del sud del mondo, non avevano, cioè avevano i cavalli ovviamente, ma non li cavalcavano, per cui non avevano questa arma. L'uomo a cavallo può uccidere 100 uomini a piedi, e questo ha fatto la differenza. Non solo, ma queste popolazioni di ceppo indoeuropeo erano estremamente bellicose. Il motivo del perché avessero questi caratteri così violenti, una delle spiegazioni possibili, io vi do questa, ma ce ne potrebbero essere tante, io non mi soffermo in realtà su questo, perché io narro proprio dell'Iliade, di tutto ciò che dell'Iliade non c'è stato fatto leggere al liceo, quindi mi piace far vedere che c'era anche scritto altro, e di questo si occupa il libro, però adesso, visto che abbiamo toccato questo argomento, le popolazioni del nord erano ibridate con i Neanderthal. I Neanderthal erano una popolazione di ominidi molto evoluti che avevano pelle chiara e capelli rossi o biondi e che abitavano nelle zone nordiche dell'Europa. Queste popolazioni, questi Neanderthal, erano molto violenti. Si ibridarono con il Sapiens, che proveniva dal sud, per molti anni, per migliaia di anni, fino a creare appunto questa razza che noi definiamo storicamente indoeuropea. Perché? Perché parla questa lingua di cui noi oggi ancora abbiamo i segni. Le nostre lingue europee sono tutte di ceppo indoeuropeo. Io volevo chiedere, per quanto lei sappia, che influenza
può aver avuto nel passaggio appunto, tra il matrilineare al patriarcale e la religione? Tantissimo. È una delle basi su cui si basa il patriarcato, è una narrazione del mondo di quel tipo. Cioè, se noi narriamo che non esiste più una Dea Madre, ma esiste solo un Dio Padre che sta nell'alto dei cieli, non più sulla terra, che sta negli alti dei cieli e ti giudica dai vivi e dai morti, ti giudicherà, addirittura poi avremo anche delle meravigliose esternazioni artistiche su questo, no? Il giudizio universale di Michelangelo, tanto per dire, che comunque c'è un Dio giudicante, no? Dall'alto dei cieli, beh, questo cambierà la narrazione di tutte le vite dell'umanità. Quindi la narrazione religiosa ha una importanza fondamentale nella formazione mentale delle persone. Beh, sì, certo, questo monoteismo in particolare è derivato da un racconto biblico interpretato in questo modo, sì, certo. Oggi dietro le quinte mi raccontavi di un pezzo che per motivi tecnici è stato tolto. È a me caro, se può sapere qualcosa? Sì, dunque studiando anche gli animali che sono stati presi spesso a modello dei comportamenti umani, no? Vi è stato detto che per esempio il leone è, diciamo, anzi tutta la natura, perché è stata volutamente letta in questo modo. Vi è stato detto per esempio che gli animali hanno sempre un capo branco e poi tutte le donne, diciamo le femmine, tutte sottomesse al capo branco. Cioè, questo è uno dei tanti modelli possibili che in realtà la natura sceglie e non è l'unico. Ma diciamo soprattutto, siccome sono gli animali più simili a noi, è stato studiato diciamo, il comportamento delle scimmie antropomorfe, e di molte scimmie, soprattutto lo scimpanzé, è stato detto che è violento e fa guerra ai propri simili, anzi li uccide, è uno delle animali assassini, cioè degli animali che uccidono i propri simili. Non tutti gli animali lo fanno, ma gli scimpanzé sì. E ci è stato detto quindi, ma secondo me volutamente, che questo quindi è un comportamento che se anche l'uomo fa così, perché? Perché è la natura che porta questo tipo di violenza, no, sull'altro. Ma questo è un errore che ovviamente è stato poi bellamente diciamo, manifestato dal fatto che esistono delle altre scimmie chiamate bonobo, cui adesso ultimamente sono state molto studiate, in cui invece hanno dei comportamenti totalmente diversi, anzi direi opposti a quelli degli scimpanzé. I bonobo vivono in totale armonia, addirittura fanno sesso in continuazione tra loro, sono calmissimi, sono estremamente allegri, non hanno mai conflitti, vivono in armonia e addirittura collaborano l'uno con l'altro. Se c'è uno dei loro compagni che ha qualche malattia o qualche ferita, lo curano, lo amano, o anche addirittura, per esempio, se una femmina perde un cucciolo e questo cucciolo muore, tutti quelli della comunità vanno lì, fanno l'amore con lei, la accarezzano, la baciano, eccetera, eccetera, fino a che questo individuo rimane, si tranquillizza, diciamo. Quindi è una società completamente diversa, sempre scimmie sono, per cui definire che le scimmie fanno così solo perché vedi quel tipo di scimmia propedeutico al tuo pensiero, in modo da giustificare che quindi è giusto che l'uomo, homo homini lupus, no? Che l'uomo sia aggressivo con l'altro uomo, beh no, è un pensiero indotto. Noi in realtà veniamo educati alla violenza, veniamo educati alla prevaricazione, e anche nello sport, che sembra in assoluto la cosa più positiva, in realtà veniamo educati ad arrivare primi e che gli altri devono perdere. Quindi attenzione a che cosa andiamo a dire essere buono. Cioè dobbiamo vedere in un modo un po' più ampio rispetto a quell'unico modo, quel monopensiero ormai è terribilmente radicato nelle nostre menti, che ci crea la vita che abbiamo oggi.
Questo passaggio anche del potere che prima aveva la donna e che è passato Ma non era un potere. non era un potere No. come viene esercitato No, dagli perché uomini. non abbiamo più neanche il concetto, Sì, facciamo molta fatica a capire. Sì. Ma come spartiacque può essere stato anche la scoperta, fra virgolette, che la maternità non era solo della donna, ma il concepimento No, io era credo, dato anche sì, dall'uomo? Questa è una delle ragioni che viene addotto. No, perché se erano capaci di scrittura, capaci di creare templi, capaci di matematica, capaci di astronomia, capaci di pensieri profondissimi, eccetera, assolutamente erano anche capaci di capire questo. No, io non sono convinta che sia assolutamente questo. Quindi no. è la storia che ci È la raccontano nel storia solito che ci modo. raccontano Sì. nel solito modo, in sì. modo che noi dobbiamo prendere per... Ma scusate, adesso proprio parlando di Troia, perché il titolo è molto significativo. Noi ci viene sempre detto che la prostituzione è il più antico mestiere del mondo, no? Non vi viene raccontato questo. Bene, non è assolutamente vero, la prostituzione nasce nel IV secolo a.C. con la Grecia classica, in cui appunto le donne relegate ormai più a un ruolo di subalterno diventano merce di scambio come gli schiavi e quindi pagate per le prestazioni che possono dare. Quindi la prostituzione ha un connotato di storicità, di un inizio che è quello e che non era prima. Quindi affatto non è il più antico mestiere del mondo. Sapete qual è il più antico mestiere del mondo? È il panettiere. Il pane, cuocere il pane è davvero il più antico mestiere del mondo. Perché? Perché era il primario per la sopravvivenza della specie. E chi cuoceva il pane anche solo sulle pietre scaldate, no, dal fuoco, cuoceva questo pane, faceva queste focacce, dava da mangiare alle persone. Quindi questo è l'antico mestiere del mondo, il più antico. L'altro successivo, ma subito dopo il mestiere del panettiere, è il vasaio. Il vasaio costruisce le pentole e gli orci per mantenere il cibo, e se io riesco a mantenere il cibo anche nei clima più freddo, dove nei periodi di tempo in cui la tribù non può avere cibo, riesco a mantenerlo, io salvo le persone. Secondo mestiere più importante e più antico del mondo. Per cui vi vengono raccontate e dette, ridette delle frasi false, storicamente false. Allora sta a noi, grazie a Dio abbiamo la possibilità oggi di leggere, di andare in internet, di informarci, sta a noi davvero cominciare a vedere che il mondo non è come ce lo raccontano, ma è stato forzatamente raccontato in un certo modo. A chi ha il potere? Più ti rendi ignorante, più è sempre stato così, e quindi non ti devi neanche pensare che possa esistere un altro tipo di modello mentale, tu rimani come se credi a questo, tu rimani fermo. No, adesso non dico te, dico insomma, se una persona rimane ferma in quello che gli viene detto, capito? Ah, tanto è sempre stato così. Se pensi così, sarà sempre così. In realtà cambiare pensiero, sapere altro è rivoluzionario. Sì, però viene immaginato. Ma se tu riesci a immaginare un altro tipo di mondo lo potrai creare, ma se tu non lo immagini non lo puoi creare. Volevo fare una considerazione su quello che hai detto riguardo al fatto che probabilmente è stata la necessità di cibo che ha scatenato, che ha innescato questo shift, no? Scarsità di cibo vuol dire... E anche dominazione, volontà di dominazione, avevano una cultura diversa. Sì, ma forse la volontà di dominazione è legata proprio sempre a questa situazione. Se a me manca il cibo e vedo un altro che ha il cibo, cerco di fregarglielo, insomma, molto semplicemente. E quindi generalizzando, era una popolazione in una situazione di stress che per sopravvivere
ha cambiato le regole del gioco, diciamo? Parzialmente sì. In realtà aveva già delle regole diverse da quelle popolazioni molto più tranquille che esistevano a sud. L'Homo sapiens è l'Homo africanensis e in realtà l'Homo africanensis era molto più tranquillo. Infatti ancora oggi è stato schiavizzato per secoli ancora, non so se mi spiego. La storia si è ripetuta molte volte, non solo in queste epoche così antiche, ma si è ripetuta e ripetuta e ripetuta. Quindi voglio dire, sempre questo tipo di pensiero ha cercato di imprimere un dominio sull'altro pensiero diverso. Ancora oggi è così. Per cui non è solo allora. No, Continua la storia cosa. si ripete, fino a quando non ci sarà un altro shift. Siamo proprio certi che sia bene che si ripeta. Ecco, questo è il dubbio che io metto anche nel libro. Ho scritto il libro proprio perché avevo questo dubbio, che non fosse proprio così giusto o comunque etico, non etico, proprio anche vantaggioso. Produttivo, sì, costruttivo. Perché ci fa delle vite molto infelici e piene di guerre e di conflitti. Magari non c'entra con l'argomento di stasera, ma io volevo fare questa domanda. Le donne d'oggi, come le vede? Patriarcali, le donne d'oggi non sono ancora capaci, se non pochissime, di vedere altro. Cioè le donne sono purtroppo condannate a un'ignoranza atavica, quindi fanno una fatica terribile anche solo, sono state zitte per millenni, fanno una fatica terribile anche solo a esprimere le cose, per cui ci vorrà ancora molto tempo e se ci riusciremo a trovare un mondo diverso, migliore per tutti e due. Perché in realtà quello che non viene capito anche è che si pensa in automatica, perché vi è stato indotto questo pensiero nella testa, che nel sistema patriarcale il maschio sia privilegiato. E in realtà è esattamente il contrario, come l'Iliade dice che Achille indusse lutti agli Achei, cioè al suo stesso popolo, così fa il patriarca, uccide i maschi, non uccide le femmine le emargina, ma in realtà uccide i maschi. Uccide i maschi in tantissimi modi, prima di tutto anche fisicamente perché li manda in guerra, quindi proprio fisicamente li uccide, ma uccide i sentimenti, perché tu devi essere sempre quello forte che non piange mai, cioè senza espressione della propria umanità, quindi l'uomo è bloccato, è castrato, è tagliato, cioè è molto più tagliato della donna che è semplicemente messa come se non esistesse, non viene considerata, ma in realtà il patriarca della donna ha poca considerazione o nulla. Il problema che fa i maschi, il dramma dei maschi che sono sempre infelici, sono sempre quelli che devono dominare, sempre che devono essere quelli forti, quelli che non piangono mai, cioè ma è vita? Cioè io non lo so, ma a me sembra davvero una vita molto triste, piccola e bloccante, che potrebbe essere una vita meravigliosa. Tra l'altro noi adesso, grazie a Dio, abbiamo davvero anche trovato dei sistemi economici buoni in cui abbiamo possibilità di mangiare, eccetera, ma ci viene impedito da un sistema mostruoso. Quindi, insomma, stiamo molto attenti, cerchiamo di capire con serenità tutti gli imbrogli, tutti i cavalli di Troia che sono entrati nella nostra testa, poi nelle nostre tasche, nei nostri modi di essere, ma prima di tutto sono entrati nella nostra testa. Scusa, ti posso chiedere se c'è ancora un retaggio di questo nel fatto, se è corretto quello che dico, che la tradizione ebraica si riceve solo da parte di madre? Sì, è una delle cose rimaste dell'antica linea matrilineari, non solo nell'ebraismo, perché noi ovviamente conosciamo le 3 principali religioni monoteiste, ma in realtà in moltissime religioni è ancora così. Il sangue viene passato tramite mater. Ancora oggi, se noi siamo in pericolo, noi diciamo mamma mia.
No, ma è l'inconscio profondo che sta parlando. Sì, ma quella da parte di padre non è riconosciuta proprio. No, no, non è riconosciuta proprio, no. Però tutto il resto sì, è solo da parte di padre. Non solo il pater, ma anche il patrimonio, che deriva sempre dalla parola pater. E la forza del patriarca va tramite patrimonio, cioè tramite soldi. Io lascio al figlio maschio il patrimonio, quindi è questo che fa la differenza, e non è più il sangue, ma è il patrimonio. Ed è lì l'inghippo. Ma qui si aprono scenari apocalittici. Però quando due si sposano si dice matrimonio. Perché c'è la mater che viene presa tramite patrimonio. In realtà il matrimonio viene istituito dal patriarca, dal concetto patriarcale, per pagare una donna in matrimonio tramite pater, cioè tramite il patrimonio. Ancora oggi in moltissime culture tu prendi una donna e gli dai 6 cammelli. O meno, dipende. Io avevo trovato una soluzione. Sì. Siccome in Africa si devono indebitare per portare al padre di acquisire la moglie un sacco di cose, e in India invece si devono dissanguare per dar la dote, ho detto facciamo delle navi che vanno gli africani. E adesso sì, si potrebbe scambiare. Stanno male tutti comunque. La cosa sicura del patriarca è che rende infelici tutti. Questo è certo. Bene, vedo che non vi muovete, questo mi fa piacere, vuol dire che sento i cricetti della testa che zzz. Ottimo, ottimo. Grazie, grazie, grazie. Esatto, perché ce n'è bisogno. Lo sai che cioè, mi capita anche quando faccio i seminari così, che la gente non si muove, no? E perché come i bambini ancora. Cioè, ne voglio sapere ancora perché? Perché la nostra profonda coscienza capisce che finalmente sta arrivando qualcosa che è buono, che va approfondito, e questa è la voglia del conoscere, no? Questo è meraviglioso, perché in realtà siamo ancora vivi grazie a questo. Prima hai raccontato che il serpente, per esempio, era dalla dea madre, era ben visto. Sì, anzi era un animale sacro. Il nome era Pharmacus. Il veleno in greco si dice pharmakon. E anche la civetta, eccetera. E i teschi hanno qualcosa, una curiosità? Allora, il teschio umano è sempre stato sacro in quanto umano, non c'è una particolare attenzione al teschio umano, ma all'inumazione umana. E il fatto che fossero messi in una posizione fetale, non c'è il capo. Cioè la testa rappresenta il capo, cioè il capo anche nel senso del primo, no? Dell'apice della piramide. E questo interesse sul capo, sulla testa, verrà soprattutto in epoca successiva, cioè patriarcale, in cui il capo verrà anche inumato con i vestimenti, con le armi, con le varie paramenti dorati, con l'oro, con le gemme. Tutankhamon e tutti i faraoni insegnano, cioè il capo e la testa soprattutto prenderà un enorme valore. Loro l'hanno sfruttato, ribaltato a modo suo. Invece nella società matrilineare non è assolutamente irrilevante, anzi addirittura spesso il cervello veniva tolto. Quindi proprio non c'è attenzione in particolare sul teschio, c'è attenzione invece nella posizione. Nella postura, no? Cioè sul fatto che questi morti erano come indotti a una nuova nascita
E non c'era la tragedia della morte per sempre, cosa che invece ci viene, non solo morirai per sempre, perché non ci sarà neanche un'eventuale, se non nelle culture orientali, una reincarnazione, ma addirittura solo se il Dio ti giudicherà degno. Una cosa terrificante, un giudizio così che, pentiti peccatore, mamma mia, ma che cos'è? Ecco la tragedia poi della morte, che noi viviamo ancora con un'estrema angoscia. Ma perché? Perché ci è venuto spiegato così e la narrazione che ci hanno detto vera è così. Ma se noi cambiamo la narrazione, noi cambiamo il modo di vedere le cose. Ecco perché anche parlavo prima con lei delle fiabe iniziatiche. Ho scritto un altro libro precedentemente a questo, c'è comunque qui se qualcuno lo vuole approfondire. È quello. E sono molto importanti perché? Perché sono delle narrazioni, le pochissime narrazioni che sono rimaste positive nonostante questo subissamento secolare di storie negative. Cioè noi abbiamo, per nostra grandissima fortuna, nella nostra cultura ma sono 3 o 4, proprio si contano davvero sulle dita di una sola mano, delle narrazioni antiche che portano felicità, cioè cose stranissime, e che noi chiamiamo fiabe. Che cosa ha fatto il patriarca che non vuole un essere felice, non vuole un essere libero, ma deve essere infelice, schiavo e pentiti, peccatore, Ha detto che sono false. Non crederai mica alle fiabe. Sarai mica così stupido, devi credere al MIPTEL, allo spread, devi credere alla crisi, all'iPhone, devi credere a tutte le cose, devi credere alle crisi di governo, devi credere. Quello è vero, l'ha detto il telegiornale, ma stiamo scherzando a credere, per esempio, che esiste il vero amore? Che noi possiamo vivere felici e contenti? No! Quello da bambini stupidi. Non sarai mica così stupido da pensare che casomai c'è anche una strada e ti viene anche insegnata, una strada che poi alla fine, se superi tutte quelle prove, sei felice e contento. Guai! Ecco, capito come funziona? Cioè è una struttura di narrazione delle cose. Allora, le 3 fiabe iniziatiche che io mi occupo della cultura occidentale, questo si è capito, no? Perché? Perché sono occidentale. Perché? Perché mi interessa il nostro modo di pensare. Ed è questo che io vorrei cambiare. Le 3 fiabe occidentali che sono iniziatiche, ovvero che portano concetti di trasformazione della materia in positivo, sono principalmente 3 e di quelle parlo nel libro. Sono Cappuccetto Rosso, Biancaneve e Cenerentola, punto. Che hanno delle caratteristiche in comune molto importanti, che chi le va a decodificare le vedrà. Ci sono dei codici proprio che queste fiabe nascondono e che, guarda caso, sono quelle più amate dai bambini. Sono le 3 più famose, ma non è un caso, perché di quelle è come se diventassero, si imprimono nella mente del bambino in modo indelebile. Tutte le altre le può dimenticare, quelle 3 stranamente non le dimentica. Perché? Perché l'anima sa. Il nostro profondo essere è sano e vuole la felicità. Noi nasciamo tondi, vi ricordate la primissima? Vai, su nuovo la primissima, non è che ricominciamo, è solo che per farvi vedere questo. Noi nasciamo tondi, noi nasciamo con un'anima sana e con la voglia di essere felici. Noi nasciamo così. Poi c'è qualcosa nel proseguo della nostra vita che ci fa dimenticare questa origine e ci fa credere a narrazioni terrificanti, in cui saremo giudicati, in cui siamo colpevoli, in cui dobbiamo vincere, uccidere le persone. Prendiamo addirittura dei videogiochi che ci danno del punteggio, più morti facciamo. Ma è una cosa terrificante in realtà, se ci pensate bene.
E se noi andiamo in una chiesa, noi camminiamo sui morti, sulle tombe e vediamo le cappelle delle case importanti, tutti quei morti e i santi con tutti i cosi di sangue che scendono, gli occhi che sono messi su un piatto, quell'altro in graticola, quell'altro con le pustole della peste che fuoriescono e questi sono i santi. Cioè non parliamone di queste visioni del mondo. Ma noi passiamo tranquilli, come se tutto questo fosse giusto, è vero, è la Chiesa di Dio, no? Attenzione. Indottrinati da piccoli. Certo. Ma allora la liberazione avviene tramite una narrazione diversa. Ecco la rivoluzione, ecco la liberazione, il sapere altro. Il conoscere quello che ci hanno occultato o che comunque la nostra, diciamo, modo di vedere le cose ci ha impedito di capire. Così le fiabe, così l'Iliade, così gli altri grandi testi che nascondono cose meravigliose che semplicemente non ci sono state dette. Ma vi siete mai chiesti, per esempio, perché, non so, a scuola di Dante si studia solo l'inferno? Perché l'inferno va studiato molto bene, e che ci sono tutti cattivi, e che così voi e così bravo, diventi anche cattivo. Ma il paradiso no, il paradiso è difficile, no, cioè, ma va là, cose troppo difficili non te le facciamo sapere. Poesia di più basso livello. Sì, no, ma poi no, è troppo difficile, facciamo solo l'inferno. Ma perché ci fanno studiare solo l'inferno? Fatevi questa domanda. Perché dell'Iliade ci fanno studiare solo le battaglie? Mantenere uno stato di paura. Perché ci dicono che le fiabe sono false? Ecco, è in questo modo che si manipolano le menti e che quindi tutti poi alla fine abbiamo paura. Oddio, lo spread è andato. Cioè, ma sinceramente, ma vi importa dello spread? Cioè, nella vostra vita fisica c'ha qualche problema? Cioè, è perché voi ci pensate, perché se non lo sapete voi di questa cosa non avete nessun problema. Non so se mi spiego come si infiltrano nelle nostre menti. Sono i cavalli di Troia. Allora, i cavalli di Troia vanno decodificati e estromessi da Troia, che è la nostra meravigliosa città interiore, che va tenuta e mantenuta pulita. La ricordate la decodifica dello spread? Ogni volta che vogliamo riappropriarci di un pezzetto di sovranità, fanno in modo Di togliercela, certo. E noi votiamo no e quelli ci mettono il sì. È così. Allora, e loro ce l'hanno per loro. Allora, tutto questo fa parte di una narrazione del mondo, sono solo storie. A proposito di cose belle, una delle cose che fanno, oltre a inquadrarti un po' i pensieri, è quella di aiutarti a smettere di chiedersi perché delle cose. Ed è da quando siamo qui stasera che tu è tutto un perché. La domanda da mille punti. C'hai i bambini, perché, ti fanno così, ti tirano il vestito e ti dicono perché, togliti, no? Ecco. E invece no, quello è sacrosanto, il perché. Il perché è così e basta, perché lo dico io, no? Quando non sai rispondere. Ma perché non sai rispondere? Perché in realtà non ti è stato detto. Allora, su quello bisognerebbe, sul perché dei bambini, è molto interessante andare a vedere perché è così. Perché vi fanno queste domande? Perché loro nascono tondi, sono dei grandi maestri. I bambini, i nostri bambini, sarebbero da ascoltare in continuazione, imparare come si vive, perché i bambini, cioè c'è una pozzanghera e giocano, c'è un, non so, bravo. Ma infatti questa è questa l'immagine, Cioè io ve l'ho fatta così, ma non a caso. Tutte queste immagini che vi ho fatto vedere oggi sono ben studiate del perché, sono ben chiare, spero.
scusa, Sì, la lasciare la propria mail anche nella mia elenco, verrete poi aggiunti alla mailing list, così vi arrivano anche tutte le varie conferenze che faccio, un po' in giro per l'Italia, quindi spero anche di rivedervi. E poi Tra speriamo l'altro di sarò averla con noi a anche per un Bassano seminario. del Grappa, sarò diciamo verso febbraio-marzo, mi hanno già chiamato per Bassano del Grappa, mi hanno detto che è abbastanza vicino a qui, quindi potrebbe essere una buona cosa. Tra l'altro appunto i seminari sulla felicità, sul vivere felici e contenti, li tengo in 2 giorni, sono dei seminari intensivi, molto belli perché veramente liberano la mente, quindi tutto il resto. Poi c'è anche quello, mi sembra, sull'energia maschile E femminile, eccetera, che poi è questo, insomma. Quindi insomma di lavoro ce n'è tanto. Bene, la ringraziamo. E noi speriamo di vederci già venerdì, altrimenti arrivederci al prossimo 13. Grazie.